benvenuti a Noi Chiesa. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La novena di preparazione prosegue con le celebrazioni presedute alle 6 nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto, domenica da Don Fausto Brioni con la comunità di Rupinaro, lunedì da Don Paolo Bacigalupo con la comunità di San Giovanni Battista, martedì da Don Giacomo Canepa con la comunità di Bacezza. Domenica 29 giugno alle 18 la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Savonanoli, Monsignor Gero Marino, e il pellegrinaggio dei religiosi e delle religiose. A partire dalle 19 un'ora di musica e riflessione animata dalla Open Orchestra composta dai giovani del Ponente Ligure. Martedì 1 luglio alle 10:30 l'offerta dei fiori alla Madonna. Alle 18 il Vescovo presiede la Messa della Vigilia. Alle 21 il Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, presiederà i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto, cui seguirà la notte di adorazione eucaristica per celebrare all'alba del 2 luglio la memoria dell'apparizione. Mercoledì 2 luglio, dunque alle 6 del mattino, la messa sarà presieduta da Monsignor Vito Piccinonna, Vescovo di Rieti. Alle 18 la messa pontificale presieduta dal Vescovo De Vasini. Giovedì 3 luglio Monsignor Luigi Ganabano, canonico prefetto della cattedrale di San Lorenzo a Genova, presiede la messa a partire dalle 10, mentre il Vescovo di Modena Nonantola, Monsignor Erio Castellucci, celebrerà l'Eucarestia alle 18, alle 21 la solenne processione. Prologo ideale dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto quest'anno è stata la Cena della Città, che è andata in scena nel seminario vescovile. L'idea della Cena della Città parte dal fatto che la festa patronale, in questo caso di Nostra Signora dell'Orto, non può essere una festa che coinvolge solamente la città in 2 giorni all'anno e in alcune cerimonie prettamente religiose, ma deve essere una festa che coinvolge la città a 360 gradi. Ed è nata da qui l'idea di poter fare qualche momento in più, tra cui un momento conviviale di fraternità, dove poterci sedere intorno al tavolo, mangiare insieme, stare insieme, raccogliere volontari che possano dare una mano, e questa è un'altra cosa importante, e raccogliere fondi per la nostra cattedrale. Da qui è nata l'idea della Cena della Città. Quest'anno l'abbiamo fatta in seminario, che ringraziamo per l'ospitalità. Sarebbe anche bello magari poterla fare in una piazza dell'Orto chiusa al pubblico con tanta gente in più. Ecco, già la gente stasera è tanta e al di sopra delle aspettative, però direi che questa cena entra davvero a pieno titolo nelle feste, perché fare festa per l'uomo di oggi vuol dire certamente vivere la propria fede, ma vivere anche la propria umanità a contatto con la propria fede. Credo che hai da ringraziare diverse persone, anche qualche gruppo, col rischio di dimenticarci e che magari chiediamo in anticipo. Anzitutto l'amministrazione comunale per la collaborazione, la diocesi e il seminario per l'ospitalità, il gruppo Pino Solari, gli Ommi de Ruinà, con i quali è nata una collaborazione molto bella e molto fattiva. Anch'io volentieri andrò a aiutare la loro sagra, perché è giusto che ci aiutiamo così. Il gruppo degli ortolani, tutti quei volontari che in questi giorni si sono dati da fare per poter preparare questa cena, e Massimo, titolare della cantina reggiana, che è in cucina e ha voluto fare tutto lui, quindi il desiderio pian piano è coinvolgere tutti i ristoratori di Chiavari perché sia veramente una cena della città. Abbiamo iniziato così, quindi c'è da ringraziare, sicuramente dimentico qualcun altro, ma anche tutti i fornitori, coloro che hanno regalato qualcosa, la società operaia cattolica che ha fatto un po' da filtro alle varie persone con cui ci siamo interfacciate, quindi ringraziamo tutti questi, ci diamo già appuntamento al prossimo anno, ma prima le feste patronali in onore di Maria. L'unione fa la forza. Come sempre, è una cosa che dà una bellissima idea di Don Andrea Buffoli di mettere in piedi queste cose per la città, che però riunisce le cose per la cattedrale e cose per la società di volontariato. Ma la cosa primaria è per la cattedrale riuscire a fare qualcosa per le ingenti spese che ci sono, però non solo, perché è anche per mettere insieme varie associazioni, la volontà di fare delle cose insieme, e Don Andrea ci sta riuscendo. La nostra cattedrale è qualcosa di particolare, per cui quando c'è da fare qualcosa perché si possano portare avanti i lavori di restauro,
bisogna dire sempre di sì e quindi siamo qua per questo. Marco, cameriere? Cameriere, stasera faccio il cameriere. Sta andando bene, mi pare che sta andando tutto bene. È una bella idea questa, no? Di questa cena. Direi proprio di sì, è una bella idea intanto per stare insieme e poi per aiutare la cattedrale che ha bisogno di fondi ingenti. Roby? È una bella serata di amicizia, direi, di condivisione, per stare insieme. Credo che queste feste patronali avessero anche bisogno di un momento così, una serata per stare insieme comunque in comunità, tante persone che alcune si conoscono, altre no, si conoscono questa sera, stanno insieme allo stesso tavolo, condividono una cena in amicizia. Cosa avete fatto di menù? Abbiamo fatto il minestrone alla genovese, porchetta con patate al forno, pomodori, condigioni di pomodori e meringata, vino bianco, vino rosso e caffè e tutti felici e contenti, in allegria, che in questo momento ci vuole. Assolutamente, la cucina è idonea, no? La cucina alla grande veramente, ben attrezzata e ci si lavora bene, ci si gira in bicicletta. Siete anche una bella squadra. Siamo una bella squadra, ci sono gli uomini di Roina che hanno dato una mano, un pezzo qua, un pezzo per ogni quartiere. Gli ortolani, insomma. Gli ortolani. La gente ha risposto. Tante persone che stanno dando una mano anche nel servire, no? Tante persone nel servire. È riuscita bene perché gente comunque per essere il primo anno ce n'è e il prossimo anno ripetiamo sicuramente, cambiando menù. Al santuario di Montallegro di Rapallo, in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore di Maria, domenica 29 giugno la celebrazione della novena dell'alba sul tema della speranza sarà affidata a Don Stefano Giupponi, arciprete di Moneglia. Lunedì 30 giugno al vescovo Giampio De Vasini, martedì 1 luglio la conclusione della novena sarà affidata all'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Don Stefano Curotto, con i giovani di Rapallo. Come sempre potrete seguire la diretta delle celebrazioni su Teleradio Pace 1 al canale 12. Mercoledì 2 luglio il cardinale Angelo Bagnasco presiederà al santuario la Santa Messa delle 10:30, poi ci sarà la processione e la benedizione della città. Al santuario mariano di Montallegro le celebrazioni si concluderanno poi domenica 6 luglio con la messa pontificale per lo scioglimento del voto a partire dalle 10:30, presieduta dal vescovo Giampio De Vasini. Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo il vescovo presiederà la Santa Messa martedì 1 luglio a partire dalle 7. Nel pomeriggio di martedì alle 16 i bambini offriranno i fiori a Maria. Mercoledì 2 luglio il vescovo presiede la solenne con celebrazione eucaristica delle 10:30 con la partecipazione del coro diocesano. Giovedì 3 luglio alle 18 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio la messa presieduta dall'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, alle 21 la processione. Ora ci spostiamo a Genova che ha celebrato la solennità di San Giovanni Battista, solennità patronale in cui tradizionalmente l'arcivescovo si rivolge alla città con un messaggio preciso. Sentiamo la sintesi. Povertà, lavoro e solitudine sono queste le principali criticità di Genova esposte durante il discorso alla città dall'arcivescovo. Monsignor Tasca, prima della processione per San Giovanni, ha spiegato che uno dei compiti della Chiesa cittadina è proprio di incoraggiare e stimolare i suoi fedeli a rendersi protagonisti della vita sociale e politica, perché contribuiscano, ognuno con le proprie capacità, a offrire risposte concrete a chi è in difficoltà e a garantire che tutti possano vivere con dignità la propria vita. Il primo aspetto analizzato è la povertà, dopo aver premesso che il criterio di fondo dovrebbe essere di garantire che tutti abbiano una vita dignitosa con le stesse opportunità. Secondo i dati della Caritas diocesana, a Genova le persone in povertà assoluta sono circa 30.000. Oltre a questo si stanno presentando nuove situazioni di disagio, la cosiddetta povertà relativa, provocata dall'erosione del potere d'acquisto. Persone che lavorano ma non hanno abbastanza per arrivare a fine mese. Collegata a questo è anche l'emergenza casa, nel capoluogo sono circa 2.000 le richieste di sfratto. Allora credo che siano davvero delle domande che tutti noi siamo chiamati a porci. Io parlo a nome anche della comunità cristiana, ma penso che ogni uomo e ogni donna di buona volontà si possa e si debba fare queste domande. Come posso io? Cosa posso fare io affinché tutte queste realtà della povertà assoluta, del ceto medio che è sempre più in difficoltà, dell'emergenza casa, cosa posso fare io di concreto per andare incontro e cercare di sopperire in qualche maniera all'aiuto di cui c'è bisogno? Secondo punto, il lavoro. Nonostante i dati mostrino un aumento delle persone occupate, questo in Liguria riguarda soprattutto maschi con più di 45 anni, più svantaggiati i giovani e le donne.
A Genova oltre il 60% dei lavoratori è occupato nel terziario e l'occupazione nell'industria continua a calare. Il turismo però è un settore a bassa produttività che occupa molti lavoratori precari e sottopagati. Contestualmente l'arcivescovo si dice anche molto preoccupato dalla crescita dell'industria militare. La solitudine, infine, una condizione difficile da calcolare con i dati, ma tra il 47% dei genovesi che vivono da soli ci sono molti anziani che vivono in contesti poco stimolanti e con pochi incontri. Le ultime riflessioni di Tasca sono per ricordare quanto fatto dalla Chiesa cittadina per aumentare questo spirito e questa apertura verso la città, ma bisogna ancora migliorare per imparare di più a lavorare di squadra. Don Fabio Torri è il nuovo assistente diocesano del settore giovani dell'Azione Cattolica Italiana. La nomina è stata ufficializzata dal vescovo. Don Fabio, che compirà 33 anni il prossimo 11 ottobre, è stato ordinato sacerdote il 28 maggio del 2023. Attualmente è vicario parrocchiale a San Salvatore di Cogorno, San Colombano della Costa, Sant'Antonino Martire a Breccanecca, Santa Maria di Monticelli e in Val Graveglia, nelle parrocchie di Santa Maria, Caminata e San Buceto. Sta frequentando a Milano il corso di studi in teologia morale alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Don Torri raccoglie il testimone da Don Luca Sardella, che ha accompagnato il settore giovani negli ultimi 10 anni e collaborerà con altri 2 assistenti, Don Stefano Traini e Don Maurizio Prandi. A Chiavari le comunità della zona pastorale di San Pier di Canne celebrano la festa di San Pietro. Domenica 29 giugno alle 11 la messa, alle 20:45 la messa vespertina e la processione nella zona sud del quartiere con l'Arca del Santo e il Crocifisso. Presiede Don Daniele Beronio. Al termine sul sagrato ci sarà la distribuzione della torta di San Pietro. Lunedì 30 giugno alle 10 la messa di ringraziamento e suffragio per i parrocchiani defunti. A Croce di Orero domenica pomeriggio la comunità ricorda i 100 anni della statua della pesca miracolosa di San Pietro, che venne scolpita in Val Gardena nel 1925. In questa occasione il vescovo celebra la messa e la processione a partire dalle 18. Domenica si celebra la tradizionale festa di San Pietro nel rione Scogli di Chiavari, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo nella piazzetta dei pescatori a partire dalle 9. Seguiranno la commemorazione dei caduti del mare con la posa in mare di una corona di alloro e la benedizione delle imbarcazioni. La confraternita di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure ha organizzato i festeggiamenti in onore del patrono della marineria. Nei giorni scorsi c'è stato poi un momento molto atteso con la processione in mare e la corsa della statua verso l'oratorio di Sant'Erasmo. Quest'anno era presente il cardinale Angelo Bagnasco. La processione in mare a bordo di un peschereccio, lo sbarco sulla banchina e poi la salita verso l'oratorio che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento per marinai e pescatori. Seppur sotto una pioggia passeggera, Santa Margherita Ligure ha celebrato i festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, vescovo e martire, patrono della marineria. Quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco ha preso parte alle funzioni a terra, sottolineando nell'omelia l'apporto che gesti quotidiani e comunità possono dare alla pace. La pace nasce dal Signore Gesù, ci ha ricordato il Santo Padre Leone, e dobbiamo accogliere questa pace di Cristo in noi, per poter diventare noi, ciascuno di noi, operatori di pace là dove viviamo. Direi, sembra che sia una questione così molto lontana. Ecco, noi cerchiamo di far pace nelle nostre famiglie, nei nostri borghi, nelle nostre città, eccetera. Può apparire lontana, nel senso che come fa ad incidere sui grandi conflitti che oggi ci sono nel mondo. Questo da un certo punto di vista è vero, però da un altro punto di vista noi crediamo fermamente che c'è un filo invisibile che unisce tutta l'umanità, per cui il bene, purtroppo anche il male, può passare da uno all'altro per vie invisibili. Noi crediamo e vogliamo che soprattutto il bene della pace, della giustizia, circoli attraverso questa via invisibile ma reale e raggiunga il cuore di chi deve decidere, chi deve operare a certi livelli.
Alla fine delle celebrazioni religiose, il cardinale Bagnasco ha ricevuto alcuni omaggi, tra cui una fotografia di uno dei luoghi più celebri di Portofino, scattata però da una prospettiva unica. È una fotografia fatta da sott'acqua di San Giorgio, della chiesa di San Giorgio. Ci ho messo 20 anni a fare questa foto, 20 anni, 1000 prove, ma poi mi è venuta, io sono un subacqueo in apnea, vado sempre da 60 anni quasi. Ho studiato questa foto e poi dico, ma c'era una secca, c'era un po' di mare, di barche. Cosa ho fatto? Sono andato con la mia macchina fotografica che è Ultra e ho scattato 30 foto una dietro l'altro su questa onda che continuava a salire. L'ho guardate, c'era quella prima, c'era quella dopo. Ma quella è una foto, avete visto, spettacolare. Sott'acqua non l'ha mai fatta nessuno, hanno fatto foto dall'alto, da tutte le parti, ma poi con la mia passione di fotografare, di riprendere. Io portavo Folco 15 sott'acqua sul promontorio di Portofino, l'ho conosciuto tanti anni fa, l'ho portato dal Dragone, poi l'ho fatto scendere in acqua, è arrivata una luce che sapevo del sole e ha illuminato tutte le gorgogne gialle e rosse, le ha fatte brillare e sono diventato amico di Folco 15. Dal mare arrivava lo sguardo carico di speranza di pescatori e marinai. Così ancora oggi, con lo stesso sentimento, la comunità sammargheritese continua a celebrare la festa di Sant'Erasmo, tra fede e identità marinara. Per i sammargheritesi la festa di Sant'Erasmo sicuramente rappresenta una centralità perché devo dire che i sammargheritesi sono gelosi delle loro feste, amano la tradizione perché è nel loro DNA questo elemento, anche perché diciamo la tradizione, questi eventi religiosi sono quegli eventi che praticamente radicano il territorio. Se manca questo radicamento determinato da questi eventi, il territorio non esiste più la nostra identità. E quindi questi, diciamo, quasi inconsciamente il sammargheritese è legato soprattutto a queste tradizioni religiose, ma non solo, perché poi sono religiose ma nel contempo hanno un aspetto anche sociale, perché sono aggregazione, sono diciamo solidarietà, sono tutti elementi che messi insieme poi fanno questo elemento aggregativo che rappresenta un po' la città. Ecco. Per celebrare la festa di Nostra Signora delle Grazie nella parrocchia di Pila, sabato alle 10:30 ci sarà la benedizione dei bambini che al termine del rito lanceranno i palloncini della pace. Sempre sabato a partire dalle 18 i primi vespri e la messa della vigilia celebra Don Fabio Torri. Domenica 29 giugno alle 11 la messa presieduta dal Vescovo. Il vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini presiederà alle 20:45 il vespro e la processione. A Genova, nella comunità di Santa Zita, Teleradio Pace ha acceso le sue telecamere per trasmettere la celebrazione eucaristica nella solennità del Corpus Domini. Santa Zita è una comunità molto centrale dove moltissime persone che vivono sono anziane e trovano diverse difficoltà ad affrontare le questioni più semplici, più quotidiane della vita. È una comunità molto attiva sul fronte della catechesi e anche su quello della carità. Allora vediamo il servizio sulla comunità di Santa Zita, ma intanto vi ricordo che l'appuntamento con la celebrazione eucaristica in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12 si rinnova anche domenica prossima da Favale di Malvaro a partire dalle 10. Una comunità dalla storia antica che vive il presente con lucidità. Santa Zita si trova nel quartiere genovese della Foce. Vive la carità come dimensione di attenzione al territorio in risposta alle sfide più urgenti dell'oggi, le nuove povertà e l'emergenza a casa. Questa è una delle zone più anziane di Genova, quindi immagino anche d'Europa, perché ci sono tanti servizi, è tutta in pianura, Genova è fatta di saliscendi, invece qua siamo tutti alla zona Foce, è tutta in pianura, quindi si presta molto per gli anziani. Eppure grazie anche a una scuola qui vicino delle suore dell'Immacolata abbiamo tanti bambini, più di 200 bimbi a catechismo, lavoriamo con i loro genitori e ci siamo un po' aperti a questa prospettiva di aiuto perché il Vangelo non resti una cosa teorica ma diventi vita concreta. La prima dimensione però è quella della preghiera da cui scaturisce il Vangelo vissuto. In questa parrocchia si fa l'adorazione eucaristica tutto il giorno,
nei giorni feriali dalle 9 alle 18 e il venerdì e sabato tutta la notte. Ci sono fratelli e sorelle che si alternano in preghiera. Quindi credo che guardare il cielo per abbracciare le braccia verso i fratelli e le sorelle sia la forza della Chiesa, ecco, con tutti i nostri limiti, le nostre fragilità, siamo tutti peccatori. Ma insieme, se ci fidiamo, il Signore si fa presente, no? Telepace ha trasmesso la celebrazione della domenica dalla chiesa di Santa Zita nella solennità del Corpus Domini. Il coro parrocchiale, che prova ogni domenica almeno un'ora prima dell'inizio della messa, ha animato la liturgia. In chiesa cantare è pregare, non importa tanto la perfezione nel canto, che comunque si tende sempre ad arrivarci alla perfezione, ma importa quello che senti dentro e essere comunità. Essere comunità vuol dire partecipare alle messe con sentimento e numerosi per quanto possibile, non fare mancare voci e strumenti. E in tutti questi anni, io saranno una trentina d'anni che canto nel coro, anche se non ho mai studiato musica. Abbiamo i 2 chitarristi qua vicini. E se mancano i chitarristi, i musicisti, l'organista, non si può cantare, quindi i musicisti sono fondamentali anche per dare ritmo alla musica, al canto che facciamo, che eseguiamo. Fondamentale la direttrice anche. La direttrice è una novità, ci dà il tempo. Sarebbe fondamentale anche arrivare puntuali alle prove. È esigente, eh? Molto esigente. Grazie a lui che si mantiene questa tradizione del coro, spinge sempre per la puntualità, cerca insomma di tenere il coro unito e partecipe alla messa. Insomma. Diciamo che se non ci fosse Andrea il coro non esisterebbe a Santa Zita. Lui ha continuato durante il Covid da solo per più di un anno e poi quando è stato possibile di nuovo riunirci abbiamo ripreso da zero, grazie a lui però. Dalla preghiera scaturisce l'attenzione alla catechesi. Sono 22 i catechisti e le catechiste che prestano servizio. È una parrocchia che sta lavorando benissimo, siamo un grandissimo gruppo che collabora uno con l'altro, cioè siamo riusciti a creare, anche grazie al nostro parroco, siamo riusciti proprio a creare un gruppo omogeneo. Abbiamo tantissimi bambini, stiamo cercando di fare catechismo col nuovo percorso che ci viene indicato dalla diocesi, per cui insomma stiamo veramente lavorando bene. Siamo 22 catechiste, i giovani è un lavorone, è la cosa più difficile per noi, quella dei giovani, perché sì, abbiamo creato anche il Consiglio di Azione Cattolica, stiamo cercando, abbiamo un bel gruppo giovanissimi, facciamo il campo di Azione Cattolica. Sicuramente il lavoro sui giovani è il più difficile per noi, sicuramente. Ci stiamo dando da fare. La parrocchia di Santa Zita ha saputo strutturare in questi anni 2 servizi di carità leggendo e provando ad interpretare le emergenze di oggi, ossia la nuova povertà, quella a volte nascosta, e l'emergenza casa. Sono 22 volontari che prestano servizio a chi non riesce a pagare l'affitto, sono professionisti nei vari ambiti. La casa è diventata un'emergenza in questi ultimi anni qui a Genova e non solo a Genova, credo un po' coinvolga tutta la Liguria e tutta l'Italia. È al nostro gruppo che nasce 4 anni fa ed è composto da 22 volontari, tutti professionisti di tutte le estrazioni, abbiamo avvocati, commercialisti, semplici impiegati, pensionati eccetera, tutti preziosissimi. Noi ci occupiamo di aiutare i fratelli e sorelle che afferiscono al nostro gruppo perché hanno problemi con la casa in questi termini, non arrivano alla fine del mese, non riescono a pagare l'affitto, hanno lo sfratto, anche se lavorano in 2 il lavoro è povero, quindi non arrivano alla fine del mese comunque e spesso devono decidere se mando i figli a scuola, pago le bollette o pago l'affitto. Noi ci chiamiamo progetto Casa e Persona perché non andiamo soltanto dietro, tra virgolette, alla problematica casa, ma ci occupiamo un po' delle persone che stanno dietro a questa problematica, perché spesso la casa è solo la punta dell'iceberg e dietro c'è l'iceberg, cioè c'è la persona lasciata a se stessa, abbandonata, che non si sente capita da nessuno o che vive da sola in solitudine. Alcuni sono anziani, vessati dai figli,
oberati dai debiti dei figli, non dai propri ma dei figli. Quindi noi diciamo che affrontiamo la problematica con un approccio un po' globale. Molte persone non sanno quali sono gli step per vedere riconosciuti i propri diritti. Da noi arrivano persone che per esempio hanno diritto all'invalidità, non sanno come fare ad ottenerla, allora noi li accompagniamo ai CAF, prendiamo appuntamento, andiamo a parlare magari anche con i loro medici, proprio per cercare di portarli, no, ad avere quello di cui hanno diritto. Visto che la vostra Telepace appunto copre, no, tutto il nostro territorio della regione Liguria, ci piacerebbe che altre parrocchie intraprendessero un po' questo cammino, cioè si ponessero un po' questo problema e ci aiutassero in qualche modo, perché noi siamo un po', diciamo, una monade, no? Un satellite in mezzo a una realtà che però è complessissima e vastissima, quindi se avessimo davvero il supporto di altri potrebbe essere un grande aiuto per tutti. Il servizio Viveri, strutturato su 13 volontari e affiliato al Banco Alimentare, assiste 120 famiglie. La nostra attività è quella di fornire viveri a persone che si trovano in difficoltà. Diciamo che questa è una parrocchia abbastanza ricca, fra virgolette, ma in realtà nasconde tante frange di persone che sono veramente in difficoltà. Molti per esempio ci dicono proprio tranquillamente: io pago le bollette, pago quello che ci deve fare, alla fine mi mancano i soldi poi per mangiare. E quindi diciamo che noi siamo partiti inizialmente in modo un po' artigianale, eravamo solo 3 o 4, poi ci siamo un po' strutturati, adesso siamo in 13, ci siamo affiliati al Banco Alimentare che ci fornisce viveri un po' di tutti i tipi. Contiamo molto sull'aiuto dei parrocchiani che generosamente arrivano in sacrestia con il loro bravo sacchettino, con pacchi di pasta, riso e quant'altro, e ogni tanto organizziamo anche delle collette alimentari per cercare un po' di rimpinguare i nostri scaffali. Le persone che si affacciano da noi non devono semplicemente ricevere un sacchetto nudo e crudo e magari anche dirci grazie, ma cerchiamo di intrattenere un rapporto con loro, anche perché ci accorgiamo che inizialmente molti arrivano in modo molto, diciamo, timido, riservato, eccetera, ma poi magari basta semplicemente una frase, come va, per aprire un libro. Tutta la parrocchia è coinvolta nella carità e accoglie con stupore le sorprese della generosità umana. È tutta la parrocchia coinvolta, perché noi ci autofinanziamo, facciamo una raccolta mensile e anche la vecchietta che arriva con i suoi 2 euro tutti i mesi in qualche modo non vuole essere indifferente alle situazioni di difficoltà, no? Questo per noi è una cosa bella, una soddisfazione. La generosità meravigliosa di tante persone, anche benestanti, che a un certo punto si sono fatte delle domande, hanno guardato, come dire, il loro benessere e hanno capito che forse potevano dare qualcosa di loro e per aiutare chi aveva meno. Quindi abbiamo avuto anche delle grosse, diciamo, donazioni. Ne ho una in particolare. Un giorno arriva sul conto corrente un importo, beneficenza, di 43.000 euro. La causale era la restituzione di Zaccheo. Non sappiamo chi sia questa persona, però forse questa persona che nella vita, non so, magari aveva raccolto un po' di soldi in qualche modo, a un certo punto ha sentito la necessità di ripagare per chi non ne aveva, no? E forse tutto questo valeva per lui, per questa persona qua, che si è sentita riconciliata e utile nei confronti di tanti fratelli e sorelle. La tradizione vuole che a Recco, in occasione della festa di San Giovanni Battista, si accenda un grande falò in prossimità della chiesa di Nostra Signora del Suffragio, sull'alveo del fiume. Anche quest'anno si è rinnovato il rito con il suo carico di storie e di curiosità.
Il connubio tra Recco e il fuoco sembra essere inscindibile. Tra le tradizioni più popolari c'è la celebre sagra del fuoco in occasione della festa di Nostra Signora del Suffragio il 7 e 8 settembre. Anche per San Giovanni Battista, tuttavia, storicamente si organizzava un grande falò, dato alle fiamme nella notte tra il 23 e il 24 agosto. Ad ardere erano per lo più oggetti recuperati sulle spiagge o di cui la popolazione voleva sbarazzarsi. È un po' di anni che abbiamo ripreso questa tradizione persa nel tempo e abbiamo ricominciato a raccogliere cassette in giro per la città e a rifare il falò della tradizione che si faceva una volta tra la notte del 23 e il 24. Quest'anno lo facciamo in onore quando passa la processione e accendiamo il tradizionale falò. Prima si raccoglievano mobili antichi, cose antiche che uno voleva liberarsene e per buon auspicio si buttavano nel falò. Adesso questo non si può più fare per normative, andiamo a raccogliere o a tagliare gli alberi nelle fasce e raccogliere le cassette sempre in giro per la città che i nostri fruttivendoli ci mettono da parte. Mi ha fatto molto piacere partecipare a questa iniziativa, essendo il mio primo anno, non sapendo neanche di questa manifestazione, e mi fa molto piacere continuare con tanto piacere e onore. Quindi giovani che portano avanti le tradizioni del passato, come facevamo riferimento di prima. Una volta si accendeva con la sparata dei mascoli, adesso dobbiamo usare queste torce sempre per motivi di sicurezza, non possiamo fare sparate eccetera, usiamo le torce come facevano anche questa una volta. Quest'anno la tradizione è stata ripristinata adeguando le modalità ai tempi correnti. Il lavoro dei volontari è iniziato con la raccolta del materiale da accatastare sull'alveo del fiume, a cui appiccare le fiamme al passaggio sul pontone antistante il santuario del suffragio della processione con l'Arca del Santo. Anticamente era diverso perché eravamo tanti ragazzi, tanti bambini che 2 o 3 giorni prima si andava in giro per cassette e si facevano 4 falò tutti nel torrente e al passaggio della processione si dava fuoco. Quindi siete cresciuti con questa tradizione? Sì, sono un po' persa, però noi del comitato l'abbiamo fatta rinascere e ci fanno molto piacere anche le persone che sono venuti a vederla e anche altre persone. È sempre bello vedere anche i bambini piccoli vedere il falò. Il fuoco è stato acceso con le torce che hanno sostituito i mascoli un tempo usati per dare avvio al rogo. La tradizione è stata rispettata ricreando quel clima suggestivo che ha attratto lo sguardo dei passanti e che di generazione in generazione viene trasmesso ai giovani. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.